Ricordando Susanna D'Amele sia la donazione di organi. Toccante iniziativa a 5 anni dalla sua prematura scomparsa, questa mattina all'Istituto Stringer di Udine, in ricordo di una donna che fino all'ultimo ha lottato con tenacia contro la grave malattia, quelle che non ti danno scampo. Il fratello Daniele, referente dell'Associazione Italiana Donatori Organi, ha riunito nella giornata odierna diversi personaggi del mondo udinese e friulano per parlare agli studenti dell'importanza del dono e della vita. Moderati dal vice direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini hanno presenziato Mariangela Fantin, presidente del comitato Andos di Udine, Francesca Fiorillo, centro regionale trapianti del Friuli Venezia Giulia, Don Davide Larice, coordinatore di Friuli Tomorrow, e il sindaco di Udine Pietro Fontanini. L'incontro si è svolto, come detto, in occasione del 5° anniversario della scomparsa di Susanna, deceduta a 46 anni dopo aver lottato per 17 contro il tumore. Nel corso dell'incontro presentate le agende 2019 dedicate a Susanna, donate all'Andos per favorire la raccolta benefica di fondi per la medesima associazione e un video di ricordo di Susanna per la donazione di organi. Infine, in serata si è svolta presso la Basilica Beata Vergine delle Grazie di Udine una messa in suo ricordo.